Mi chiamo Mariangela Zanni, ho studiato a Padova Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace. Adesso mi occupo di contrasto alla violenza contro le donne, lavoro in un'associazione di volontariato di Padova che si chiama Centro Veneto Progetti Donna e mi occupo della comunicazione, raccolta fondi e pubbliche relazioni. Allora, dopo la laurea ho fatto il servizio civile che mi ha permesso di entrare in contatto con il mondo delle organizzazioni non governative e ho potuto lavorare in due grosse organizzazioni, una a Roma e una qui a Padova, che mi hanno dato delle competenze per poi potermi spendere anche nel volontariato del Centro Veneto Progetti Donna. Ho vissuto a Padova per tutta l'università e ho fatto un'esperienza molto importante di servizio civile e di avviamento al lavoro a Roma in una ONG che si occupa di cooperazione allo sviluppo. Quell'esperienza è stata fondamentale per entrare in punta di piedi nel mondo del lavoro e poi per crearmi le competenze che ho potuto spendere poi a Padova in un'altra ONG e anche dove lavoro attualmente. Ricca, arricchente, ricca di sfide e impegnativa. Perché penso che il corso in diritti umani sia un corso che dà molte possibilità di apertura verso l'esterno, verso il mondo, dà la possibilità di guardare al mondo con occhi diversi, di riflettere, di avere uno spirito critico e anche di portare avanti quelle che possono essere le convinzioni e i desideri personali delle persone che comunque si impegnano nell'ambito della difesa dei diritti umani e delle ingiustizie. For the guilty, the body can't stop. Some of my fears, some of my